Amici di Directa Sport, siete collegati in diretta con il Palasport di Via Talete a Cagliari, seconda giornata del campionato di Serie D maschile di basket. Big match, partita ad alta quota tra Astro Cagliari e Sulcis-PES Sant'Antioco. Si tratta di due delle grandi favorite di questo campionato di Serie D, entrambe vittoriose all'esordio. La Sulcis-PES ha avuto infatti la meglio di un pur combattivo San Salvatore per 74-60 con 17 punti di Stefano Massidda e 13 invece del nuovo arrivato, il playmaker inglese Jarrell Joshua Fox-Lane in maglia numero 20. Lo vedete in questo momento che completa il suo riscaldamento. Dall'altra parte invece l'Astro nel big match della prima giornata contro l'Oratorio Elmas ha vinto anche con ampio margine, ben 24 punti di scarto, 84-61 il finale, o meglio 23 punti di scarto, 24 sono invece i punti realizzati da Masserano, 16 invece da Alberto Pani. Questi sono i numeri di questa seconda giornata di campionato, che nel girone A verrà completato dalle sfide tra San Salvatore e Scuola Basket Cagliari, Serramanna e Elmas e Generugi contro Quartu. La Sulcis-PES Sant'Antioco si presenta a questa partita con un organico rinnovato e rinforzato per la stagione in corso. Appunto sono arrivati il già citato Jarrell Joshua Fox-Lane, combo guard, classe 1992, nativo di St. Albans, specialista nel tiro da 3 punti, varie esperienze in giro per l'Europa, un torneo anche in Germania, un torneo delle nazioni in Germania con la nazionale britannica per lui. Nel 2011 poi con l'Oaklands College ha chiuso la stagione a oltre 21 punti di media a partita e vanta già 2 esperienze italiane, dunque già testato sui parquet nostrani Jarrell Joshua Fox-Lane, forte appunto di 2 esperienze in Serie C, la prima ad Ascoli Piceno con 12 punti di media a partita, la seconda a Milazzo invece con 10 punti di media a partita. Non è l'unica novità di questa Sulcis-PES, l'altra è Luka Markovic, classe 97, dunque appena 18 anni per lui, alla forte di 2 metri e 02, arriva dal Rudar Plievlia, formazione che milita nel secondo livello del campionato montenegrino, giovane di grande talento, specializzato nel gioco vicino a canestro, ma non disdegna anche aprirsi oltre l'arco per il tiro da 3 punti. Poi c'è anche Daniele Farci, guardia ala, classe 1982, un vecchio leone dei parquet di Serie D, lo scorso anno protagonista con il basket decimo. Gli altri protagonisti della Sulcis-PES li conoscete, ci sono tra gli altri Camillo Cuccu, lo vedete in quintetto con la canotta numero 32, Daniele Righetti, Stefano Massidda, ma novità importantissima di questa stagione antiochense è il coach, ovvero Andrea Masini, è arrivato quest'anno sulla panchina della Sulcis-PES, arriva dall'esperienza biennale sulla panchina del Calasetta, dove ha fatto bene nel campionato di Serie C-Silver. Tutto pronto per l'inizio della partita che verrà arbitrata dai signori Marco Di Fortunato di Cagliari e Simone Loi di Dolianova. Andiamo a scoprire i quintetti, iniziamo da quello ospite, ovvero della Sulcis-PES, che schiera Camillo Cucco assieme a lui, Stefano Massidda, Jarrell Joshua Fox-Lane, con il numero 8 c'è poi Alberto Bascio e con il numero 7 Nanni Cavassa. Scopriamo anche il quintetto dell'Astro Cagliari, che schiera il numero 11 Battista Biggio, il numero 18 Alberto Ibba, il numero 4 Stefano Cuncu, e poi non ci è sinceramente semplice riconoscere i numeri dei giocatori dell'Astro, vista i numeri gialli su sfondo bianco. Ci manca da elencare il numero 9, si tratta di Alberto Piglia, che è anche il capitano dell'Astro. Gioco che è iniziato da qualche secondo, il punteggio è ancora di 0-0, Nanni Cavassa a eseguire la rimessa dal fondo, si smarca e riceve in questo istante, si prende anche un buon piazzato Stefano Massidda, sbaglia però il tiro, rimbalzo conquistato da Enrico Masserano, se non ho visto male, sì, il giocatore in canotta numero 0 per l'Astro. Dall'altra parte l'offensiva della formazione allenata da coach Ghiani è vanificata da una infrazione di passi, dunque può ripartire la Sulcis-PES, che si affida alle mani del suo
playmaker Fox Lane, palla fuori, un po' di indecisione su questa sfera che viene poi raccolta da Cavassa. Cavassa in mezzo a due va da Camillo Cuccu, bella la partenza di Cuccu sulla linea di fondo, si appoggia al vetro e realizza i primi 2 punti della partita. Primo canestro del match realizzato dunque dalla Sulcis-Pes, la firma è dell'ex giocatore dell'Accademia Basket Camillo Cuccu, scusate, ex giocatore tra le altre anche dell'Esperia Cagliari. Dall'altra parte però risponde, oltre che del Calasetta, dall'altra parte dicevamo risponde il numero 4 dell'Astro, si tratta di Stefano Cuccu, a segno dalla lunga distanza ma da 2 punti e non da 3, dunque la situazione ora è di perfetta parità. 2-2 il punteggio, 8 minuti e 42 al termine del primo quarto. Cavassa a eseguire la rimessa dal lato per la Sulcis-Pes, il giocatore Carlo Fortino riceve poi il passaggio consegnato da Basciu, il gioco a 2 con Cavassa che trova un buon corridoio di penetrazione sulla destra, va fino in fondo e trova il nuovo vantaggio della Sulcis-Pes sul punteggio di 4-2. Risponde l'Astro dall'altra parte con la buona partenza di Masserano che scarica poi all'indirizzo di Bigio, airball di Bigio, recupera comunque Masserano e riesce a correggere sotto canestro, voleva anche il fallo il giocatore dell'Astro, arriva comunque il canestro che riporta la partita in perfetta parità, quota 4. Cavassa prova a prendere il centro dell'area, l'ultimo tocco è stato di un giocatore della Sulcis-Pes, proprio di Nanni Cavassa nella circostanza, e dunque rimessa dal fondo di cui si incarica Pilia per l'Astro Cagliari. 8 minuti e 3 secondi per chiudere il primo quarto al Palasport di Via Talete a Cagliari. Sulcis-Pes Sant'Antioco contro Astro Cagliari. Sulcis-Pes che è una delle formazioni che hanno scelto di affidare la propria comunicazione a Directa Sport, oltre a alcune partite le più importanti del campionato lagunare 2016-2017. Ovviamente Directa Sport si occupa anche di curare la comunicazione e redazione dei comunicati pre e post partita della Sulcis-Pes, accompagnandoli in questo modo nella sua rinascita, che speriamo nel più breve tempo possibile la possa riportare sui parquet nazionali. Intanto tabellata di Fox Lane dalla lunga distanza, recupera Camillo Cuccu che però non riesce a correggere il layup che sarebbe valso il nuovo vantaggio alla Sulcis-Pes. Cuccu dall'altra parte per l'Astro ferma il palleggio, Biggio fa circolare all'indirizzo di Pilia che si prende il tiro dalla lunga distanza, bel tagliafuori di Basciu, poi Cavassa in qualche modo. Cuccu ancora per Cavassa, cerca di guadagnare un vantaggio sulla difesa, si affida poi a Fox Lane, il gioco a 2 ottimamente eseguito con Basciu che cerca il canestro in reverse, trova il fallo della difesa, fallo in particolare speso da Battista Biggio, giocatore dell'Astro Cagliari. Dunque 2 liberi per Basciu, anzi rimessa dal fondo, non riusciamo a stabilire, ecco arriva la rimessa dal fondo e questa è la decisione arbitrale in favore della Sulcis-Pes, mentre coach Ghiani nella panchina dell'Astro provvede al primo cambio. Esce Biggio ed entra con la canotta numero 8 Luigi Vascellari, rimessa dal fondo per la Sulcis-Pes che manda a eseguire Cavassa, si smarca e riceve Stefano Massida, poi la palla fuori per Fox Lane. Fox Lane con qualche problema perde la maniglia del pallone, la recupera Basciu, ma sta per scadere il cronometro dei 24, cerca comunque una conclusione facile da sotto canestro Fox Lane che poi ha un gesto di stizza, palla persa Sulcis-Pes, 6 minuti e 58, 4-4 il punteggio, anzi no, non è palla persa, l'ultimo tocco era stato di un giocatore dell'Astro e dunque rimane in attacco la compagine antiochense con Camillo Cuccu che non riesce però a concludere in tempo utile, scade il cronometro dei 24 secondi, nulla di fatto per l'attacco della Sulcis-Pes, le indicazioni di Stefano Cuccu che è anche tra le altre cose tecnico del settore giovanile della scuola basket Cagliari. Manovra in attacco l'Astro con Cuccu, circolazione perimetrale, ora ancora Cuccu in punta e poi il tiro da 3 punti preso proprio da Vascellari, anzi si tratta del numero 18 Alberto Iba. Ribadiamo la nostra difficoltà nel riconoscere i numeri gialli su sfondo bianco dell'Astro Cagliari che qui va a recuperare il rimbalzo, a spedire in contropiede Pilia. Alberto Pilia prende l'arresto e tiro, sbaglia, recupera però anche il rimbalzo, un po' sonnolenta poi
la difesa della Sulcis-Pes, allora ci riprova Lastro in qualche modo con Pilia, cerca l'iniziativa personale, si affida poi al numero 18 Iba, l'errore, poi a rimbalzo lesto di tutti Fox Lane cerca e trova Basciu, infrazione di passi però per Basciu, che non è convinto di questa scelta arbitrale. Dalla panchina gli dicono di sì, effettivamente hai fatto infrazione di passi nell'arresto praticamente a 3 tempi. Il giocatore, esperto giocatore antiochense, da sempre nel giro delle squadre di Sant'Antioco, se non ricordo male anche del GS Basket, prima ancora della Sulcis-Pes. 4-4 ancora il punteggio che non cambia ormai da diverso tempo. In attacco Lastro con Kunku in ritmo per il tiro da 3 punti, primo ferro, e a rimbalzo va più in alto di tutti Basciu, poi Cavassa prova a correre dall'altra parte Massidda, che però non può ricevere questo pallone, allora ci prova Basciu che cerca l'iniziativa, spalle a canestro contro Vascellari e fallosa secondo il duo arbitrale, la difesa di Luigi Vascellari dell'Astro, e dunque ci saranno liberi. Primo fallo per Luigi Vascellari, liberi dicevamo per Alberto Basciu, giocatore della Sulcis-Pes. Primo libero per lui, a segno applausi da parte della nutrita fazione di pubblico arrivata da Sant'Antioco. Ovviamente un saluto anche a tutti coloro i quali ci stanno in questo momento seguendo dall'isola di Sant'Antioco, tutti tanti tifosi della Sulcis-Pes che hanno gremito gli spalti del Pala Giacomo Cabras nel corso del vittorioso esordio della squadra di coach Masini domenica scorsa, 74-60 contro il San Salvatore. 5-27 per chiudere il primo quarto, 6-4 il vantaggio della Sulcis-Pes. Qui troppo spazio concesso a Pilia, che si prende un comodo tiro da 3 punti ma lo sbaglia. Fox Lane prova a lanciare Cavassa con energia in un angolo per Massidda, buona qui la circolazione con il tiro da 3 punti realizzato da Fox Lane, prova a scappare la Sulcis-Pes, ora avanti sull'Astro Cagliari con il punteggio di 9-4, 5-13 per chiudere la prima frazione di gioco qui al Palasport di Via Talete a Cagliari. Time out chiamato da coach Chiani e piccola pausa per noi. Sport di Via Talete a Cagliari, 9-4, prove tecniche di fuga per la Sulcis-Pes, che ora deve difendere da questa buona circolazione offensiva dell'Astro. Il tiro che ne nasce però va a stamparsi sul tabellone. Già partita la transizione lagunare con Stefano Massidda, che decide poi di ragionare, di affidarsi a Fox Lane. Cavassa, buona la partenza, trova la penetrazione con la mano destra ma arriva la stoppata da parte di Biggio, se non ho visto male, anzi si trattava di Masserano. Intanto dall'altra parte l'Astro che fa girare bene il pallone, qui qualche difficoltà per Iba, pallone sporcato e rimessa in attacco per i bianchi allenati da coach Ghiani. Subito Basciu va a intercettare questa rimessa da ripetere nuovamente. 4-35, lo ricordiamo, per chiudere la prima frazione di gioco al Palasport di Via Talete a Cagliari. Masserano di tocco per Kunku da 3 punti, primo ferro al rimbalzo, non riesce a toccare Fox Lane, poi Massidda che lascia scorrere il pallone al di là della linea laterale. Può ripartire con calma la Sulcis-Pes. Fox Lane che aveva chiamato lo schema corna, ma coach Masini dalla panchina lo corregge, chiamato lo schema pugno con Cuccu che fa circolare per Fox Lane, esegue bene qui la Sulcis-Pes che manda a tirare Fox Lane. Buono il suo 1 contro 1 partendo dal lato sinistro dell'area, si guadagna il fallo il giocatore inglese, che dunque potrà andare in lunetta con 2 tiri liberi. 9-4 sempre per la Sulcis-Pes, più 5, doppio cambio intanto sulla panchina dell'Astro. Alberto Iba va a prendere posizione sul parquet, esce Kunku e dovrebbe trattarsi poi del numero 14 Alessandro Cordeddu, è entrato in campo, vedremo al posto di chi dovrebbe essere uscito il numero 18 Iba. Intanto segna il primo libero Gerrel Joshua Fox Lane, giocatore classe 92, arrivato quest'anno alla Sulcis-Pes dopo 2 esperienze italiane. 1 su 2 per lui, il rimbalzo però per Basciu, pallone sporcato ma Sulcis-Pes ancora
in attacco, applaude la panchina lagunare. Oltre a coach Masini c'è anche il team manager Paolo Massidda, lo scorso anno grande condottiero della Sulcispes nel campionato di promozione, vinto senza nemmeno una sconfitta in tutta la stagione. Intanto seguiamo l'azione di Cordegui che va fino al capolinea, recapita il canestro del meno 4 Astro sulle 10-6, 3 minuti e 50 al termine del primo quarto. Squillo dunque da parte di Cordegui, che è stato uno dei migliori marcatori nella sfida della settimana scorsa contro l'Elmas. Non vuole essere da meno però Stefano Massidda, canestro alla sua maniera, ovvero con grandissima velocità. Intanto difesa a zona per la Sulcispes, che prova in questo modo a complicare i piani dell'Astro in attacco. Masserano cadendo all'indietro, gran rilascio di palla e 12-8. Partita dai ritmi gradevoli in questo avvio, 3 minuti e 20. Fox Lane va più in alto di tutti, sbaglia, recupera il rimbalzo e segna. Masserano va a protestare all'indirizzo dell'arbitro, gli dice c'erano 2 sfondamenti in precedenza, non ne è fischiato neanche uno. Sulcispes ancora a zona, qui pallone fuori per Masserano che si prende la tripla e la manda a segno, 14-11, risponde con orgoglio. Coach Masini non è contento della difesa da parte dei suoi ragazzi, cercava qualche risposta e cerca qualche risposta in più in zona difensiva rispetto a quanto fatto vedere all'esordio contro il San Salvatore. Vuole più energia e soprattutto la vuole per tutti i 40 minuti. Coach Andrea Masini lo ha detto appunto nella presentazione del match. Cambio, intanto esce Alberto Basciu e fa il suo primo ingresso in partita Daniele Righetti, giocatore marchigiano, classe 1995, centro dal gran fisico, 206 cm per lui, esperienze in passato a Civitanova Marche, Perugia e Porto San Giorgio. Già dallo scorso anno veste la maglia della Sulcispes dopo una breve parentesi con il Calasetta Basket in Serie C Silver. Qui Masserano si prende un'altra tripla e viene rimbrottato a gran voce dal suo playmaker Alberto Pani. Pani protagonista, lo ricorderete, lo scorso anno sui parquet di C Silver, un'ottima stagione per lui con l'Elmas. Elmas ha approdato fino al primo turno dei playoff, dove ha dovuto arrendersi all'Accademia Basket, poi promossa in Serie B. Gioco che riprende intanto con Stefano Massidda, palla fuori per Camillo Cucu che fa circolare ancora per Massidda, linea di fondo di Massidda che poi torna fuori da Cucu, partenza lontano a canestro, non è probabilmente il suo forte, è la azione offensiva della Sulcispes che si risolve in un nulla di fatto. Cambio ancora per coach Masini, esce Nanni Cavassa ed entra per la prima volta in questa partita Luka Markovic, uno dei nuovi acquisti della Sulcispes, ne abbiamo parlato in precedenza, classe 1998, anzi 1997, montenegrino. Prima esperienza lontano da casa per lui, ha già fatto intravedere buone cose nell'esordio vittorioso della Sulcispes domenica scorsa contro il San Salvatore. In attacco proprio la formazione lagunare con Stefano Massidda, prende posizione spalle a canestro Righetti che spinge però troppo su Masserano. Masserano con esperienza evidenzia anche il contatto, finisce a terra, fallo fischiato da parte del duo arbitrale e altro cambio. Esce con la canotta numero 8 Vascellari e torna in campo con il numero 11 Battista Biggio. 1,50 per chiudere il primo quarto qui al Palasport di Via Talete a Cagliari. Vi ricordiamo che siete in diretta su directasport.it, la TV dello sport sardo. Quest'oggi doppio match, doppio derby dal Palacus di Cagliari, Cus Cagliari Mercede Alghero, e dal Palavienna di Selargius invece San Salvatore Selargius contro Virtus Cagliari. Derby che hanno sorriso al San Salvatore e al Cus, in particolare sorprendente soprattutto il margine della vittoria del San Salvatore sulla Virtus Cagliari. Era quello il derby più atteso sicuramente della giornata tra due formazioni candidate alla zona playoff. Il San Salvatore ha letteralmente stracciato le ragazze di coach Iris Ferrazzoli per pochissimi minuti nel corso della partita, davvero all'interno della gara. Tanto perché è stato asciugato e dunque si può riprendere. Dicevamo in precedenza directasport.it, tanti gli eventi in programma sui nostri schermi, infatti
potete vedere tutti gli highlights delle formazioni sarde impegnate nel girone G del campionato di Serie D di calcio, e poi ancora la grande Muay Thai domani dal Pala Rockefeller di Cagliari. Saremo in diretta, seguiteci in tanti perché ci sarà un match che promette scintille. Aldo Rodriguez Navas contro Issa Ba, match tra un campione d'Europa, ovvero Aldo Rodriguez, e un campione del mondo come il francese Issa Ba, e saremo dunque al Pala Rockefeller di Cagliari per trasmettervi anche qui in diretta streaming la grande Muay Thai e in generale gli eventi della grande Combat isolana in collaborazione con Steel Sport. Intanto 1 minuto e 16 per chiudere il primo quarto, il punteggio che vede ancora avanti la Sulcis-PES col parziale di 14-11, 1-10 ancora da giocare qui. Buona la penetrazione di Pani che mette in ritmo Casula, segno con il tiro da 3 punti. Alessandro Casula è entrato in partita con la canotta numero 1, qui perde ingenuamente palla la Sulcis-PES che ha accusato un pochino il colpo. Tripla di Casula per la parità a quota 14, 55 secondi al termine del primo quarto, dicevamo di Alessandro Casula, play guardia classe 1996, aggregato anche al roster dell'Accademia Basket sia lo scorso anno in Serie C che in questa stagione in Serie B. Dall'altra parte attacca ottimamente la Sulcis-PES su questa pressione dell'Astro. Canestro facile da sotto per Daniele Righetti che permette alla Sulcis-PES di rimettere la testa avanti sul 16-14. Ibba qui si guadagna il fallo, show difensivo di Righetti un po' in ritardo, proteste da parte della panchina, in particolare da parte del team manager Paolo Massidda. Rimessa dal lato per l'Astro con il numero 14 Cordeddu che è pronto a eseguire. Pallone ricevuto da Pani, sale Bigio per il blocco, prende però la linea di fondo Pani, playmaker di alto livello. Poi Casula ancora con ritmo, ancora con spazio e ancora canestro per Alessandro Casula. Sorpasso Astro 16-17 per la prima volta in questa partita, mette la testa avanti l'Astro, ma risponde la Sulcis-PES con Righetti che sbaglia una volta, non sbaglia una seconda volta, contro sorpasso 18-17, partita molto gradevole, lo ripetiamo, partita che non sta deludendo le aspettative. 4 secondi per chiudere il primo quarto, sbaglia Pani, c'è tempo ancora per un tiro, vediamo se Massidda riesce a prenderlo, non riesce a trovare la conclusione in tempo utile Stefano Massidda, e allora finisce qui il primo quarto al Palasport di Via Talete a Cagliari. Davanti c'è la Sulcis-PES Sant'Antioco sull'Astro Cagliari col punteggio di 18-17. Siete nuovamente collegati in diretta col Palasport di Via Talete a Cagliari, +1 Sulcis-PES, 18-17 dopo i primi 10 minuti di gioco, 10 minuti di gioco intensi che hanno sorriso per larga parte appunto alla formazione lagunare, che qui esordisce nel secondo quarto subito con un ottimo canestro in penetrazione realizzato da Massidda. Massidda a segno, prova a rispondere l'Astro e ci riesce con Masserano, tiro non semplice dall'angolo ma va a segno ancora il giocatore con la canotta numero 0 dell'Astro. Fox Lane dall'altra parte, fuori per Markovic, intercetto però per Cordeddu che si lancia in contropiede, forse con un passo di troppo, non ravvisato però da parte degli arbitri. Allora Casula che trova molto bene, gran passaggio qui per il taglio di Bigio che però si divora il canestro che sarebbe valso il nuovo sorpasso. Astro Cagliari. Fox Lane dal palleggio in mezzo alle gambe, fuori per Camillo Cucu, guarda il canestro, si prende la tripla tabellata però per Camillo Cucu, il giocatore di Carbonia non trova il bersaglio, lo trova invece della terza tripla mandata a segno da Alessandro Casula che si prende la scena qui al Palasport di Via Talete. 22-20, massimo vantaggio della partita per l'Astro. Markovic non trova nessuno con questo scarico, allora parte il contropiede. Pani per Cordeddu, canestro ancora per il +4 Astro. 24-20, momento di difficoltà, è il primo in questa partita per la Sulcis-PES. Camillo Cuccu attende l'uscita dei blocchi di Massidda, poi si va da Markovic che vuole sfruttare il mismatch contro Casula, finisce col perdere il pallone. Masserano con un gioco di prestigio prova a mettere in ritmo Pani, pallone troppo lungo che termina oltre la linea
laterale, gesto di stizza per Pani, gioco che può riprendere un piccolo conciliabolo tra uno dei due arbitri e coach Ghiani, tecnico dell'Astro. 8 minuti 15 secondi ancora da giocare nel corso del secondo quarto qui al Palasport di Via Talete a Cagliari. 20-24, più 4 per la formazione di casa che ha inseguito per larghi tratti e ha chiuso sotto il primo quarto sul 18-17, salvo poi sorpassare, merito soprattutto delle triple di Alessandro Casula, 3 su 3 nel corso di questa partita per il play guardia classe 96, cresciuto nelle giovanili dell'Antonianum Quartu, giocatore che è stato confermato anche per questa stagione nel roster del Sustentus Estu in Serie B, ma per maturare esperienza si divide appunto con questa Serie D nelle fila dell'Astro Cagliari, formazione che presenta un mix di gioventù ma anche di, anzi direi soprattutto di giocatori molto esperti. Uno di questi è il già citato Pani. Intanto il parquet è stato asciugato e si può riprendere a giocare. Stefano Massidda ha rimesso in gioco all'indirizzo di Fox Lane. Ricordiamo che si stanno sfidando sul parquet due delle più autorevoli candidate alla promozione nel prossimo campionato di Serie C. Qui altra palla persa dalla Sucispes che conferma le sue difficoltà, ringrazia e va a recapitare altri 2 punti Alberto Pani. 26-20, continua questo inizio di partita, questo inizio di secondo quarto difficile per la Sucispes, qui con Fox Lane fuori per Markovic, due nuovi acquisti della Sucispes, tripla qui con spazio per Markovic che però non riesce a trovare il bersaglio. Si dispera il giovane montenegrino e Astro Cagliari che può dunque tornare in zona offensiva. C'è ancora da asciugare il parquet. Vi abbiamo già ricordato quelle che sono le altre partite che compongono il secondo turno il secondo turno del campionato di Serie D, secondo campionato ovviamente regionale. Ricordiamo anche quelli che sono i prossimi impegni per Sucispes e Astro. La Sucispes che la settimana prossima sarà di scena ancora tra le mura amiche del Pala Giacomo Cabras, dove sfiderà un'altra formazione di rango, ovvero l'Oratorio Elmas. L'Astro invece se la vedrà formalmente in trasferta, ma in realtà praticamente in casa contro la Scuola Basket Cagliari, una sorta di derby interno qui alla società storica di Via Talete, società di Ermanno Iaci, che da quest'anno vanta un'altra novità, ovvero una sorta di affiliamento, possiamo così chiamarlo, all'Accademia Basket, con cui disputerà il campionato Under 20. Sarà una sorta di cantera utile a far maturare i giovani. Intanto partita che è ripresa, altra tripla per Casula e per poco non manda a segno anche questa. Qui si lotta a rimbalzo con Fox Lane e poi Markovic con una spinta di troppo su Cordeddu, ravvisata dagli arbitri. Markovic che poi si fa il segno della croce dopo questa ingenuità commessa, ingenuità che permette all'Astro Cagliari di rimanere in zona d'attacco a 7 minuti e 13 secondi dal termine del secondo quarto. Fallo di Luka Markovic e ancora difficoltà per la Sucispes che ha realizzato soli 2 punti nel corso di questo secondo quarto. Qui errore in serie da sotto canestro, recupera allora Fox Lane, gli tendono una trappola in compartecipazione Cordeddu e Pani, è però bravo Fox Lane a guadagnarsi il fallo. Respira allora la Sucispes che potrà rimettere dal lato con Massidda. Massidda preso in consegna da Alessandro Casula, la rimessa per Fox Lane, poi il blocco di Basciu che nel frattempo è tornato sul parquet, tripla per Fox Lane che scuote così la Sucispes e permette di dimezzare lo svantaggio sul -3, 26-23, il punteggio 6-46 per chiudere il primo tempo qui al Palasport di Via Talete. Recupero ancora per la Sucispes, fallo subito tattico speso in maniera intelligente da Alessandro Casula sul contropiede a tutta velocità di Stefano Massidda, fallo che consentirà alla Sucispes di rimettere da un lato proprio
con Stefano Massidda. Gioco che potrà riprendere tra qualche istante. Ricordiamo che in quintetto in questo momento per la Sulcispes ci sono Massidda, Fox Lane, Basciu, Cucu e Markovic. Fox Lane in mezzo alle gambe, arresto e tiro sbagliato, rimbalzo per Masserano, anzi si trattava di Biggio, e poi Pani dal palleggio, ancora Pani in mezzo alle gambe, sale Biggio per il blocco, la palla fuori per Masserano, arresta il palleggio, Masserano torna dalle parti di Alberto Pani che attende l'arrivo di Biggio che sale alto per il blocco, ancora Pani, uno scarico all'ultimo momento complicato da gestire per Biggio, di tocco fa circolare l'attacco dell'Astro per la tripla sbagliata però da Masserano, extra possesso per l'Astro, qui segna con il fallo facendo esplodere la propria panchina Cordeddu. Canestro con fallo, 28-23 ora per l'Astro, canestro realizzato da Alessandro Cordeddu per la formazione di casa, la formazione dell'Astro Cagliari. Intanto provvede a un cambio coach Masini, richiamato in panchina Markovic, non positivo questo suo ingresso in partita, al suo posto l'esperienza del capitano Pietro Piras con la canotta numero 6. Intanto libero aggiuntivo per Cordeddu che va a realizzare 23-29, ripristinato il più 6 in favore dell'Astro. C'è bisogno di qualcosa di più sotto canestro, allora coach Masini rispedisce in campo Daniele Righetti e richiama in panchina invece Camillo Cuccu. Fox Lane ha spazio per il tiro da 3 punti, dorme un po' qui la difesa dell'Astro con Masserano che però dice non è mio. Fatto sta che Fox Lane manda a segno la tripla che permette alla Sulcispes di tornare sul -3, 26-29. Cordeddu dentro per Masserano, cadendo all'indietro, troppo corto, si lotta qui sul pallone vagante, arriva più veloce di tutti Cordeddu torna fuori, poi ferma il pallone, tripla da distanza siderale allo scadere di 24 secondi per Pani, poi anche la correzione è stata sbagliata successivamente per l'Astro. Qui Piras trova smarcato Basciu, buono lo scarico per Righetti, 2 punti facili da sotto per Righetti, da sottolineare qui l'ottimo assist da parte di Alberto Basciu. 5 minuti 8 secondi per chiudere il secondo quarto. Qui ancora l'attacco dell'Astro contro la difesa che mi è parsa a zona da parte della Sulcispes, errore qui per la formazione di casa. Allora Fox Lane dal palleggio fuori per Piras contro la difesa molto forte di Cordeddu, riesce a trovare Basciu e poi ancora palla dentro per Righetti, si trovano davvero molto bene Basciu e Righetti, altri 2 punti per il lungo marchigiano. Sulcispes che mette la freccia e sorpassa, 30-29 il punteggio quando mancano 4 minuti e 40 secondi al termine del secondo quarto. Stavolta il time out lo deve chiamare coach Ghiani, tecnico dell'Astro. Riprende il gioco al Palasport di Via Talete a Cagliari. Sulcispes che si è scossa dopo essere finita anche sotto di 6 lunghezze. Qui Pani dalla lunga distanza però punisce subito e permette all'Astro di controsorpassare un'altra volta sul 32-30 Stefano Massidda. Anche l'Astro intanto si schiera a zona, in un angolo il pallone per Massidda, poi Piras, tripla per Massidda, il pallone che decide di uscire, allora prova a ripartire l'Astro con Pani, mano sinistra, scarico fuori per Cordeddu che però non si avvede del piede sulla linea laterale, palla persa dall'Astro che rimane comunque sopra di 2 lunghezze sul 32-30 a 4 minuti e 3 secondi dal termine del secondo quarto. Zona ancora per l'Astro, prova a manovrare la Sulcispes con Stefano Massidda, bellissimo lo scarico sotto per il taglio di Basciu, manovra bene anche contro la zona la Sulcispes, qui pescato sotto Basciu che andrà in lunetta con 2 tiri liberi, non prima però di un time out chiamato in questo caso da coach Andrea Masini. Ancora in diretta dal Palasport di Via Talete, mentre Alberto Basciu manda a segno il primo dei 2 liberi a sua disposizione dopo il fallo subito in precedenza. Il primo è a segno
il secondo invece non va a buon fine, ma c'è il rimbalzo controllato da Piras e dunque può rimanere in attacco la Sulcispes. Piras fuori per Massidda, ancora la partenza in palleggio di Massidda che prova a trovare un corridoio di penetrazione piazzato dall'angolo per Fox Lane, che conferma di avere mano morbida da quella posizione, e ancora sorpasso Sulcispes sul 33-32 a 3 minuti e 27 secondi dal termine del secondo quarto qui al Palasport di Via Talete. Fallo di Casula su Massidda, altra interruzione del gioco, dovrebbe essere il secondo fallo di Alessandro Casula nel corso di questa partita. Rimessa dal lato per la Sulcispes, che ricordiamo è stata brava a gestire quel momento di difficoltà a inizio secondo quarto, colpita dalle triple di Casula, in particolare la formazione bianco-blu. Ora Fox Lane, bel gioco a due con Basciu, la finta e poi il passaggio sotto per Righetti che raccoglie la sfera e recapita il suo terzo canestro della partita. Sulcispes ancora con pallacanestro di esecuzione a colpire qui il canestro del 35-32. Masserano per Cordeddu, spazio per il tiro da 3 punti sbagliato, bel rimbalzo poi di Biggio che corregge e si carica Battista Biggio. 35-34, torna sul -1 Lastro. Fox Lane per Pietro Piras, Piras lo scarico, ancora il giocatore inglese che ribalta il lato, ancora per Piras. Massidda, buona la partenza, c'era forse un fallo su di lui, ottimo lo scarico sotto per Basciu che si fa sempre trovare smarcato in queste situazioni. Palla persa, contropiede che Casula corregge dopo l'errore di Cordeddu, e allora gioco di sorpassi che continua. Adesso davanti c'è Lastro sul 36-35. Stefano Massidda fuori per Fox Lane, la finta e poi il passaggio in un angolo per Piras, ha spazio per il tiro, lo manda però sul primo ferro, rimbalzo di Cordeddu che porta il pallone dall'altra parte del campo, prova a pescare bene prima Biggio, poi Masserano che sbaglia in maniera abbastanza incomprensibile da sotto, vanificando un ottimo assist fornitogli da Biggio. Qui chiuso in mezzo a due, Massidda ne viene fuori molto bene e poi Righetti che si divora davvero un canestro fatto. Dall'altra parte Lastro, Casula rifiuta il tiro, preferisce mettere in ritmo Pani, cortissimo però il suo tiro. 36 Astro, 35 Sulcispes. Fox Lane con una spinta probabilmente protesta Cordeddu, qui Righetti non riesce a raccogliere il pallone perso dalla Sulcispes, le urla in panchina di coach Massidda. Cambi intanto ancora per Lastro con Pilia che torna in campo, esce Pani, rimessa dal fondo intanto per Lastro con Alessandro Casula che ha già rimesso il pallone, lo stesso pallone che poi ha ricevuto indietro da Pilia. Ora Masserano che cercava di smarcarsi contro la pressione di Righetti, il fallo commesso dal lungo marchigiano e dunque rimessa dal fondo, dovrebbe essere così per Lastro. 3-5 per chi difende, 3-6 invece per chi attacca, 1-11 per l'intervallo lungo. Il tiro da 3 punti ancora per Casula ed è il quarto della sua partita, dovrebbe almeno essere da 3 punti, il suo tiro era anzi da 2 punti Casula. Conferma comunque di avere ottima mano il classe 96 quartese. La Sulcispes però ancora lavorando bene in attacco, riesce a riportarsi sotto di una lunghezza sul 37-38. Masserano da 3 punti, errore, si lotta a rimbalzo con Casula che raccoglie il pallone vagante. Casula fuori per Pilia, Biggio la finta e poi il pallone fuori ancora per Pilia da 3 punti. Pilia secondo ferro, rimbalzo conquistato da Alberto Basciu, può partire la transizione dalla Sulcispes con Stefano Massidda, preso in consegna da Cordeddu, pallone in punta per Pietro Piras e poi in mezzo a una selva di braccia il pallone raccolto in qualche modo da Basciu che mette in ritmo per la tripla, ancora Gerrel, Joshua, Fox Lane, canestro del +2 Sulcispes, 40-38, 8 secondi al termine del secondo quarto. Può prendere l'ultimo tiro Lastro che manovra con Alessandro Casula, il tiro dopo il pick and roll a segno anche Alessandro Casula, fuochi d'artificio per chiudere il primo tempo
al Palasport di Via Talete a Cagliari, primo tempo che non ha tradito le aspettative con la tripla di Casula. l'Astro Cagliari sorpassa sul 41-40. Noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo ancora in diretta per raccontarvi il secondo tempo di Sulcis-Spes Sant'Antioco Astro Cagliari. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Siamo tornati in diretta dal Palasport di Via Talete a Cagliari. Riprende il match, big match della seconda giornata del campionato di Serie D tra Astro Cagliari e Sulcis-Spes Sant'Antioco. Ci siamo lasciati con fuochi d'artificio in serie e riprendiamo allo stesso modo. Prima la tripla di Casula, ora la tripla di Kunku. È tecnico alla panchina della Sulcis-Spes, il colpevole è Paolo Massidda. Inizia male questo terzo quarto per la compagine lagunare. Tripla subita a opera di Kunku per il 44-40 e poi fallo tecnico alla panchina, dunque libero più possesso per l'Astro Cagliari che manda in lunetta Enrico Masserano. Continuano le proteste dalla panchina, un po' sconsolato coach Masini, mentre Masserano sbaglia il libero. Ci sarà comunque il possesso per l'Astro che manda a rimettere Pilia. Siamo in debito dei quintetti che hanno iniziato questo terzo quarto: Pilia, Pani, Kunku, Biggio e Masserano per l'Astro. Per la Sulcis-Spes invece Markovic, Fox Lane, Cavassa, Cuccu e Basciu. È ripreso il gioco, il pallone in punta per Pilia, mano sinistra, trova la penetrazione, sbaglia, vola a rimbalzo Cavassa con grande energia, riesce a strappare questo pallone. Ha bisogno di una scossa la Sulcis-Spes con Cavassa che va a subire il fallo. Due triple consecutive subite dalla formazione antiochense tra la fine del secondo quarto e l'inizio del terzo. C'è bisogno di qualcosa di più in difesa contro questo genere di soluzione dell'Astro. Astro che fa male quando alza la mano oltre l'arco dei 3 punti. Qui la ricezione di Cuccu che prova lo scarico per Markovic, pallone che però non arriva a destinazione. Pronto un cambio per l'Astro, richiamato in panchina Battista Biggio e torna in campo con la canotta numero 8 Luigi Vascellari. Gioco che è ripreso, Kunku dal palleggio, preso in consegna da Cavassa, mano sinistra per Kunku, usufruisce del blocco portatogli da Masserano e poi il pallone per Pilia. Il blocco di Masserano granitico per Pilia, cercava qui un scarico che sarebbe stato interessante per Vascellari, palla persa dall'Astro e Sulcis-Spes che può respirare. Fox Lane fuori per Markovic, ancora Markovic, ribalta il lato, Cavassa da 3 punti, Cavassa corto, rimbalzo però conquistato da Basciu, extra possesso per la Sulcis-Spes. Markovic fuori da 3 punti, Markovic, ancora un errore per il montenegrino che non riesce a trovare il ritmo in questa partita. Qui ingenuità da parte di Kunku che commette infrazione di passi dopo aver conquistato il rimbalzo difensivo, palla persa e rimessa dal fondo per la Sulcis-Spes. 8 minuti 45 secondi per chiudere il terzo quarto di gioco. Cavassa attende lo smarcamento di Fox Lane che pensa per un attimo al tiro e poi l'uso del braccio esterno su Pani che gli è fatale in questo caso. Fallo in attacco combinato a Gerald Joshua Fox Lane, primo fallo personale della partita per l'inglese classe 92 che sorride amaro dopo questa decisione arbitrale. Si lamenta ancora e si lamenta anche coach Andrea Masini che qui discute con uno dei due arbitri. Ricordiamo, i due direttori di gara sono
Marco Di Fortunato di Cagliari, Simone Eloi di Dolianova. Gioco che riprende in questo momento con Kunku che ha rimesso il pallone per Pilia che ha chiamato lo schema corna per Lastro, Pilia fuori per Masserano e poi Kunku. Creato lo spazio per il tiro da 3 punti di Kunku che sbaglia, vola a rimbalzo Vascellari, l'ultimo tocco però il suo e su Cispes che potrà tornare dunque in attacco. Sempre -4 per la formazione allenata da coach Andrea Masini, difficoltà a cavallo dei due quarti centrali per la Sulcispes, qui taglio backdoor di Kunku che non riesce però a ricevere e comunque lì la Sulcispes che cercava un ribaltamento di lato all'indirizzo di Fox Lane, pallone deviato, rimessa dal fondo per la Sulcispes con Cavassa a rimettere in gioco, pallone che Fox Lane non riesce a trattenere lì, palla persa dunque dalla Sulcispes che prosegue in questo momento di grande sterilità offensiva. In attacco Lastro, pallone consegnato per Pilia, si fa vedere, riceve con il numero 10 Alberto Pani, sale Masserano per il blocco, Pani in mezzo alle gambe, fuori per Kunku, sale Vascellari che riceve in questo istante, ancora Masserano che si propone per un altro blocco, il blocco poi di Vascellari per Pani, tripla presa da Masserano a segno, Masserano, canestro del massimo vantaggio nella partita per Lastro, +7, 47-40, Sulcispes che deve necessariamente scuotersi, si alza prontamente dalla panchina Stefano Massidda, tiro dall'angolo ancora sbagliato per Fox Lane, difficoltà col tiro per la Sulcispes, momento abbiamo detto di sterilità offensiva, percentuali molto sporcate per i lagunari nel corso di questo terzo quarto, rimessa dal fondo con Fox Lane che chiede lumi alla panchina, non capisce se è lui il giocatore deputato a uscire, anzi è Alberto Basciu che deve uscire, torna in campo Stefano Massidda, lui il compito di illuminare l'attacco della Sulcispes in questo difficile terzo quarto. Rimesso in gioco il pallone dopo lo scadere dei 5 secondi canonici concessi per l'esecuzione della rimessa, ancora Paonazzo dalla rabbia in panchina, coach Andrea Masini che continua a sgolarsi all'indirizzo dei suoi ragazzi, +7 e palla in mano per l'Astro Cagliari con Pani, trova il varco con la mano destra a tutta velocità, recapita il canestro del 49-40, 7-20 per chiudere il terzo quarto. Astro che prova a mettere le mani sulla partita, richiamato anche Enrico Masserano, qualche protesta di troppo per lui, chiamato lo schema 4 direttamente dalla panchina. Fox Lane scambia con Cavassa che porta il pallone in attacco, Fox Lane attende il piazzamento di Kunku, poi Markovic fuori, buono lo scarico lungo la linea di fondo per Stefano Massidda che tiene anche il contatto, poteva starci un contatto falloso ai suoi danni, perso però dall'altra parte Pani che sbaglia fortunatamente per la Sulcispes, Cavassa è pronto dall'altra parte, decide di rallentare Cavassa, mano sinistra, il passo dopo la finta e poi l'errore da sotto canestro, Masserano riesce con un mezzo miracolo a salvare il pallone, poi Kunku, il pallone dietro schiena, giocato poi nuovamente fuori all'indirizzo di Vascellari, arriva Alberto Pani, il blocco di Vascellari che è pronto per il gioco a 2, Kunku con spazio, il tiro da 3 punti, a segno Kunku, percentuali spaziali per l'Astro a fronte di tante difficoltà con il tiro dalla lunga e media distanza per la Sulcispes, 52-42. Ritoccato il massimo vantaggio dell'Astro che qui ruba ancora palla con Pani, scarico per per Pilia, forse passi per lui non ravvisati comunque dal duo arbitrale. Massidda in un angolo per Fox Lane, piazzato che permette finalmente alla Sulcispes di rivedere la luce. 44-52, 6 minuti al termine del terzo quarto. Kunku dal palleggio accoppiato con Cavassa, blocco duro ma corretto di Masserano, il pallone intercettato da Cavassa, allora può partire il contropiede della Sulcispes, Cavassa che però si fa soffiare il pallone e allora Pani da 3 punti, stavolta corto per rimbalzo qui di Camillo Kunku. Sulcispes già dall'altra parte con Nanni Cavassa, Cavassa che vuole ragionare, vuole rallentare un po' il ritmo delle operazioni, si affida a Gerald Joshua, Fox Lane che perde però ingenuamente
il pallone. Sono errori questi che non si può permettere un giocatore del suo calibro in un momento della partita come questo. Pilia dentro, quasi un no look per Masserano con la finta e poi l'errore da sotto. Masserano che voleva un fallo, c'è la fuga di Massidda in contropiede, Massidda che realizza da sotto un canestro importante. 46 su Cispes, 52 Astro Cagliari. Interruzione della partita, time out in campo, lo ha chiamato coach Ghiani. Si torna a giocare al Palasport di Via Talete a Cagliari con Kunku in possesso del pallone, 46-52, si è un po' scossa dal torpore del suo terzo quarto difficile, la Sulcispes qui in difesa. Pani, bel passo per lui che riesce nonostante il contatto a realizzare il canestro del nuovo più 8 Astro, 54-46. Markovic fuori per Cavassa e ancora dentro il pallone per il montenegrino. Canestro costruito molto bene dalla Sulcispes che deve però trovare qualcosa in più dalla sua difesa a questo punto della partita. Kunku in possesso del pallone, qui Kuku a caccia del pallone, Masserano fuori per Pilia e poi Pani. Ottima circolazione perimetrale per l'Astro che mette in ritmo Kunku, errore per Kunku. Markovic con un pallone molto rischioso che riesce comunque a tenere di Cavassa che poi va anche a subire il fallo commesso da Luigi Vascellari. 4 minuti 7 secondi per chiudere il terzo quarto, 54-48 più 6 Astro Cagliari sul Cispes che ha accusato un momento di difficoltà notevole all'inizio del terzo quarto, è finita anche sotto di 10 lunghezze sul 52-42, sta però cercando di ricucire con calma, ha bisogno anche dei punti a cronometro fermo e ha bisogno dei punti di Cavassa. La Sulcispes che sbaglia il primo tiro a cronometro fermo, ne avrà a disposizione un altro che non va a segno, nemmeno in questo caso tocca Fox Lane che per poco non riesce a imbeccare Markovic. Palla persa dalla Sulcispes che rimetterà dal fondo con Kunku, cambio, esce Vascellari, entra Cordeddu per l'Astro. Pallone rimesso in gioco in questo istante, Pani ha già chiamato lo schema per l'Astro Cagliari. Il blocco di Masserano trova il varco con la mano sinistra Pani, poi messo in ritmo Cordeddu dall'angolo, il pallone che danza sul ferro e poi esce Masserano da sotto, non corregge, rimbalzo conquistato con energia da Markovic. Fox Lane per poco non pasticcia col pallone, riesce comunque a servire Stefano Massidda, poi palla in punta per Fox Lane, vuole inventarsi qualcosa dal palleggio, perde la maniglia, l'ultimo a toccare però è stato un giocatore dell'Astro e dunque Sulcispes che rimane in attacco a 3 minuti e 33 secondi dal termine del terzo quarto, sempre -6 per i lagunari che rimetteranno dal fondo con Cavassa pronto a eseguire la rimessa. Kuku riceve, torna fuori da Massidda, bella la partenza di Massidda che lascia lì il suo diretto avversario, cercava uno scarico che però Kuku non può ricevere, palla persa sul Cispes. 3 minuti e 28 per chiudere il terzo quarto, prova ad allungare un po' la difesa ora la formazione di coach Andrea Masini che cerca di incoraggiare i suoi dalla panchina. Pilia, bel crossover su Cavassa, palla dentro per Cordeddu, toccata il tanto che basta per far ricevere Pani e poi pallone sporcato, lo recupera Fox Lane, ancora Fox Lane, bello lo scarico sotto per Markovic che nel corso di questo terzo quarto sta finalmente entrando in partita. Attenzione alla Sulcispes che è tornata sul -4, 5-4 per chi attacca, 5-0 per chi difende. Pani fuori per Pilia e poi ancora Pani accoppiato con Fox Lane, la partenza con la mano sinistra, arriva il raddoppio di Camillo Kuku, falloso l'intervento difensivo di Camillo Kuku secondo gli arbitri. Astro che rimane in attacco, proteste anche da parte di Pani che è stato il giocatore ad aver subito il fallo. Esce intanto Pilia, torna in campo Casula, importante con il suo tiro da 3 punti soprattutto nel corso del secondo quarto. Rimessa dal fondo per l'Astro, Pani pesca sotto Casula ma è più lesto di tutti Fox Lane, velocissimo
Massidda, canestro del -2 sul Cispes, rimonta prodigiosa degli uomini di coach Masini, rimonta che è partita da un giro di vite notevole in difesa. Qui Markovic non si fa battere 1 contro 1 da Cordeddu, in attacco per il sorpasso la Sulcispes con Foxlane che qui perde la maniglia, palla persa che non ci voleva per la Sulcispes, questa che aveva trovato un ritmo finalmente in attacco. 5-4, 5-2, 2 minuti e 13 per chiudere il terzo quarto. Cordeddu prova ad andare dentro, rischia lo sfondamento, trova lo scarico per Casula, tiro corto, rimbalzo conquistato da Cucco e poi Foxlane che prova a partire velocissimo. Qui è buona però la difesa di Pani che esagera però nell'usare il fisico. Giusto il fallo fischiato dal duo arbitrale. 2 minuti esatti prima dell'ultimo mini intervallo di questa partita. Directasport.it in diretta dal Palasport di Via Atalete a Cagliari. Appassionante partita, appassionante big match valido per la seconda giornata del campionato di Serie D maschile di basket. Davanti c'è l'Astro Cagliari sul Cispes Sant'Antioco 54-52, 2 minuti al termine del terzo quarto. Inizia ancora, si riprende a giocare qui al Palasport di Via Atalete a Cagliari con questo bel giro sul perno di Daniele Righetti, canestro della parità su Cispes 54-54. Vediamo come risponde l'Astro con Masserano da 3 punti, si lotta a rimbalzo, Pani sul pallone vagante, lo scarico sotto per Cordeddu, fermato fallosamente, e il fallo che è stato commesso proprio da Luka Markovic a 1 minuto e mezzo dal termine del terzo quarto. (5-4) il punteggio, con Cordeddu in lunetta che permette all'Astro di riportarsi avanti di una lunghezza. Ancora una chance a cronometro fermo per Cordeddu, giocatore in maglia numero 14 dell'Astro. 2 su 2 per lui, 56-54 sul Cispes che è tornata a contatto. Cavassa qui va con coraggio in penetrazione, subisce il fallo commesso da Masserano e andrà anche lui in lunetta per 2 tiri liberi. 2 liberi per Nanni Cavassa, giocatore Carlo Fortino che ha svolto tutta la trafila giovanile nel premiato settore giovanile del centro giovanile pallacanestro Carlo Forte, poi approdato alla Sulcispes nella scorsa stagione. Primo libero a segno, 1 su 2 per lui, rimbalzo poi conquistato da Cordeddu. In attacco l'Astro, Masserano, poi Cuncu, la finta di Cuncu, palla dentro per Masserano, accoppiato con Righetti, il tiro cadendo all'indietro che si arrampica sul ferro e poi sul tabellone e decide di entrare. Più 3 ore Astro Cagliari, 55-58 il punteggio. 1 minuto esatto al termine del terzo quarto. Markovic prova ad andare dentro sfruttando le sue lunghe leve e si guadagna un buon fallo. Buone iniziative da parte di Luka Markovic, non positivo a dire il vero nel corso del primo tempo. Si è rifatto però nel corso della ripresa il classe 97 in canotta numero 14. Ci sono dei cambi intanto, con Pani che esce e entra in campo con la canotta numero 18 dell'Astro, Alberto Ibba. Ancora cronometro fermo, Markovic in lunetta, errore col primo libero e sono punti questi che servirebbero decisamente alla Sulcispes a questo punto della partita. Risultato in bilico, più 3 Astro a 57 secondi dal termine del terzo quarto. Markovic 1 su 2, Rosicchia un altro ponticino, la Sulcispes ora sotto di 2 lunghezze. Casula in possesso del pallone, bel dietro schiena per Casula che poi sbaglia, tocca Iba, recupera Markovic, pallone poi per Foxlane, in attacco Cavassa, Foxlane ancora, Cavassa in punta per
Massidda e poi Markovic con la mano sinistra, lo scarico fuori per Cavassa, ancora Cavassa, arresto e tiro dalla media distanza corto, tocca solamente a rimbalzo Righetti, Markovic non riesce a recuperare la sfera, è già ripartito Kunku, 22 secondi al termine del terzo quarto. Alessandro Casula, un tiro, può andare fino in fondo l'astro, mano sinistra per Alessandro Casula, lo scarico fuori per Cordeddu, il tiro cadendo all'indietro è sbagliato e poi Cordeddu che va a spendere il fallo su Massidda a 4 secondi e 7 decimi dal termine del terzo quarto, fallo che permetterà a Massidda di andare in lunetta con i liberi del potenziale pareggio. Prima però c'è un cambio, esce Righetti, torna sul parquet Basciu per la Sulcispes, 2 liberi per Stefano Massidda. Giovanissimo giocatore che ha già avuto modo di calcare i parquet della pallacanestro nazionale in DNC con il Calasetta Basket, risultando peraltro uno dei migliori giovani di quella DNC di 2 anni fa, 2013-2014, in cui il Calasetta Basket riuscì miracolosamente a guadagnare addirittura i playoff. Massidda dalla lunetta non trova grande fortuna, l'astro non riesce a convertire, c'è ancora un secondo da giocare e vediamo se riesce a pescare il jolly, la formazione antiochense. Massidda da fondo campo, il passaggio lungo che Basciu però non può ricevere e il cronometro che non è partito si rimetterà dal fondo, dall'altra parte del campo, giustamente perché il pallone non ha rimbalzato, mi pare, all'interno del rettangolo di gioco. E terzo quarto che davvero non ne vuole sapere di finire, c'è 1 secondo e 5 millesimi da giocare. Kunku alla rimessa per l'astro, pallone consegnato in questo istante, perso totalmente dalla difesa. Iba che riesce a realizzare amnesia difensiva che costa carissima, un cambio difensivo totalmente sballato qui da parte della Sulcispes che permette all'astro di portarsi sopra di 3 lunghezze sul 60-57 quando mancano 10 minuti al termine di questa partita. Altra pausa per noi, poi torniamo in diretta. Inizia l'ultimo quarto, intanto ci scusiamo per qualche problema tecnico che potrebbe aver compromesso l'audio a un certo punto della partita. Dovremmo comunque aver risolto, partita che è riniziata, siamo nel corso dell'ultimo quarto con Cordeddu che prova la fuga contro l'intera difesa della Sulcispes, pallone sporcato che rimarrà in possesso dell'Astro Cagliari in virtù di un ultimo tocco che è stato a giudizio del duo arbitrale di un giocatore della Sulcispes. Pallone per Battista Biggio, errore per lo stesso Biggio, rimbalzo conquistato da Markovic e poi Fox Lane che cerca e trova Massidda. Massidda trova Righetti, bello il ribaltamento di Righetti per Cavassa in ritmo da 3, sbaglia, bel rimbalzo però conquistato da Markovic e poi Fox Lane da 3 punti, anche qui arriva un errore, pallone strappato poi da Iba per Cordeddu che alza la parabola, non riesce a realizzare, rimbalzo poi conquistato da il giocatore in maglia numero 18, si tratta di Alberto Iba che va anche a subire il fallo che permetterà all'Astro di rimanere in zona d'attacco. 57 per la Sulcispes, 60 per l'Astro Cagliari, rimessa dal fondo di cui si incarica Battista Biggio, meglio ha ricevuto Battista Biggio dopo la rimessa Alessandro Casula, arresto e tiro dalla media distanza, errore, lotta, rimbalzo Biggio, recupera la sfera Cavassa porta il pallone in zona offensiva, lo cede poi all'indirizzo di Fox Lane dall'angolo, Fox Lane sbaglia, poi Casula che recupera la sfera in slalom, il giovane classe 96 riceve il fallo da parte della difesa, fallo che permetterà all'Astro di rimanere in attacco con 8 minuti e 53 secondi al termine di questo match. Kunku dal palleggio accoppiato con Massidda, sale Biggio per il blocco, Kunku chiude il palleggio, poi si affida a Cordeddu, da Cordeddu a Iba, accoppiato con Cavassa, spalle a canestro, poi la partenza in palleggio di Cordeddu che è velocissimo, fa secchi 2 difensori, riesce a trovare un fallo un po' molle ancora in difesa la Sulcispes, dobbiamo ammetterlo.
punteggio che non è cambiato intanto dall'inizio dell'ultimo quarto, sempre più 3 Astro, 60-57, con Cordeddu che ora avrà la possibilità di sbloccare il punteggio dell'ultimo quarto dalla lunetta. Cordeddu che segna il primo libero e permette così all'Astro di guadagnare il più 4. Ancora una chance per il giocatore con la canotta numero 14 dell'Astro. Secondo libero a segno, più 5 allora Astro Cagliari, 6-2, 5-7. Fox Lane dal palleggio arriva Righetti, poi Cavassa, sale fuori Markovic, riceve Righetti, spalle a canestro, vediamo se sfida Masserano 1 contro 1, finisce però col perdere il pallone Righetti. Attenzione al contropiede dell'Astro con Casula che qui si fa stoppare da Markovic, che dimostra quantomeno un po' di presenza difensiva in questo caso. Rimessa dal fondo per l'Astro, indicazioni per coach Masini, cambio, esce Righetti, torna in campo Camillo Cuccu, rimessa dal fondo per l'Astro a 8 minuti e 21 secondi dal termine del match, palla fuori per Casula, pallone toccato, anzi no, pallone che viene assegnato alla Sulcis-Pes, che riesce così a riportarsi in zona offensiva senza danni. Pallone affidato a Stefano Massidda, ancora Massidda dal palleggio, qui anticipato Camillo Cuccu che provava a prendere posizione, poi fallo speso da Massidda, fallo tattico per impedire la partenza del contropiede della Astro. 8 minuti 10 secondi al termine del match, esce Kunku, torna Pani in campo per l'Astro, Pani che sarà il giocatore che dovrà eseguire la rimessa in gioco. Pani ha servito Casula, Stefano Massidda va a prenderlo in consegna, sale Battista Biggio per il blocco e poi Ibba che non può ricevere questo pallone, palla persa dall'Astro e vediamo se la Sulcis-Pes dall'altra parte del campo riesce ad approfittarne. Cavassa, Fox Lane che riceve, si propone per il blocco Markovic, palla in un angolo per Stefano Massidda, il giro sul perno e poi in ritardo secondo gli arbitri con lo scivolamento difensivo Alberto Ibba commette il fallo che permetterà alla Sulcis-Pes di rimettere dal lato destro del campo. Terzo fallo di Ibba intanto con coach Andrea Masini che era andato a chiedere lumi al tavolo. Massidda prova a smarcarsi Markovic, un po' di difficoltà per lui, riesce comunque a ricevere, poi Massidda che ha servito Fox Lane taglia Markovic che riceve in questo istante, poi palla persa dalla Sulcis-Pes. Cordeddu già dall'altra parte, qui rischia lo sfondamento su Cavassa, riesce comunque a mantenere molto bene l'equilibrio Cordeddu e appoggiandosi al vetro riesce a realizzare il canestro del più 7, nuovo più 7 Astro sul 64-57. Qui Cuccu non protegge a dovere il pallone e lo perde. Momento nuovamente di difficoltà per la Sulcis-Pes, vediamo se coach Masini chiama time out. Ibba fa saltare Fox Lane, va da Masserano, il pallone ancora, anzi si trattava di Biggio, il pallone poi per Ibba, il piazzato dall'angolo è sbagliato, vola a rimbalzo Markovic, l'ultimo a toccare è Biggio. Si riprenderà con una rimessa per la Sulcis-Pes, time out in campo, lo ha chiamato coach Andrea Masini, nuovo momento di difficoltà per i lagunari. Si torna a giocare al Palasport di Via Talete a Cagliari, 64 per l'Astro, 57 per la Sulcis-Pes, a 6 minuti e 51 dal termine della partita e fallo in attacco ancora per Camillo Cuccu che è uno dei punti di forza di questa squadra, però non è stato positivo fino a questo momento il suo apporto nel match. E Astro che torna in attacco col pallone, addirittura del possibile più 10. Pani fuori per Casula, in ritmo da 3 punti. Casula sfortunato qui, ma più lesto di tutti a rimbalzo Ibba che permette un extra possesso all'Astro Cagliari. Pani ancora per Casula e poi la tripla la prende Cordeddu, ancora un errore totalmente perso a rimbalzo qui Alberto Ibba che sbuca da sotto le foglie
e garantisce il secondo extra possesso di fila all'Astro. Qui gioco di prestigio di Pani che dimostra di essere un playmaker davvero di alto livello. Canestro alzando la parabola, più 9 Astro, 66-57, ancora in difficoltà la Sulcispes che ha bisogno di qualcosa di più anche da Camillo Cuccu, che qui però sbaglia dopo aver provato a prendere il centro dell'area. Anche un po' di nervosismo forse nelle fila dei giocatori della Sulcispes. Ora Pani trova Battista Bigio, anzi Masserano, che cerca il canestro in allontanamento, sbaglia. Sulcispes che ora è già dall'altra parte con Fox Lane, infrazione di passi decisamente evidente per Fox Lane che scuote la testa, infrazione di passi, altra palla persa, difficoltà Sulcispes, prova Andrea Masini a rincuorare i suoi giocatori. Allenatore con un curriculum importante anche da giocatore, un giocatore ha avuto modo di vestire anche le maglie di diverse formazioni di A1, tra cui la Stella Azzurra Roma, una su tutte. Qui palla davvero ingenuamente persa dall'Astro con un malinteso tra compagni. Ibba e Pani si danno comunque il 5. 66 per chi difende, 57 per chi attacca. Ancora Cuccu che rischia la palla persa, Fox Lane recupera, poi Massidda che pesta la linea laterale, ennesima palla persa dalla Sulcispes, nervosismo anche nella panchina lagunare, rimessa dal lato per l'Astro che sta legittimando il suo vantaggio. Prova ora ad allungare la difesa la Sulcispes con Cavassa che va a mettere pressione assieme a Massidda su Pani. Ibba però attacca bene l'Astro ancora. Cordeddu in un angolo, torna fuori da Ibba, ora gioca anche col cronometro l'Astro che può amministrare il vantaggio a 4 minuti e 57 dal termine del match. Pani da terra per Piglia e il fallo commesso da Cavassa proprio su Pani, se non ho visto male. Astro ancora in controllo, chiede spiegazioni Cavassa, mentre ci saranno liberi, se non ho visto male, per l'Astro. Vediamo un pochino, ora coach Ghiani dà indicazioni a Masserano e Pani. C'è da asciugare il parquet prima della ripresa del gioco, allora l'occasione è propizia per ricordarvi che tutta la stagione della Serie A2 femminile di basket è su directasport.it. Astro, San Salvatore Selargius, Virtus Cagliari e Cus Cagliari sui nostri schermi, quest'oggi doppio derby. Poi la Serie B con il Sustentus Estu questa settimana di scena a Faenza, una sfida molto difficile contro l'Arrechico Faenza di coach Regazzi, senza Edoardo Melis e trionfo a letto con la febbre, e senza anche Mirko Piro a causa di problemi personali. E poi tutto il mondo del combat sui nostri schermi domani, grande appuntamento di Muay Thai con un match di alto livello tra Aldo Rodriguez Navas e il francese Issaba. Intanto Massidda da 3 punti non trova il bersaglio grosso, e l'Astro che riparte con Ibba che fa vedere di avere buone doti anche di ball handling, lascia lì 2 avversari, va a subire il fallo della difesa. Markovic lamenta un colpo al volto, anche coach Andrea Masini si lamenta all'indirizzo del duo arbitrale, fallo però su Alberto Ibba che potrà andare in lunetta con 2 liberi. Lunetta è il numero 18 dell'Astro. Riepiloghiamo la situazione: 66 Astro Cagliari, 57 Sulcispes Sant'Antioco, 4 minuti e 36 al termine del match, più 10 ora Astro con il libero mandato a segno da Alberto Ibba. Alberto Ibba ancora dalla lunetta realizza anche il secondo, e allora più 11 Astro Cagliari, se non ricordo male è eguagliato il massimo vantaggio nella partita per la compagine ceppina.
il pallone qui circola bene nell'attacco della Sulcis-Spes, a rimbalzo spinge troppo Camillo Cuccu, se non ho visto male dovrebbe essere stato suo il fallo, Camillo Cuccu che proprio non riesce a entrare in questa partita, lui che dovrebbe essere uno dei trascinatori della Sulcis-Spes, ora esce e lascia il campo ad Alberto Basciu, esce dalla partita Camillo Cuccu. 4 minuti 22 secondi al termine della partita, c'è bonus ovviamente, come già detto in precedenza, e Iba che può andare ad allungare ancora dalla lunetta per l'Astro, 69-57, ora diventa di 12 lunghezze il margine di vantaggio per l'Astro, ora più 13 ancora per il 2-2 di Alberto Iba, 70-57, più 13 per l'Astro. Cavassa, Basciu, ancora Basciu che cerca la penetrazione, prova a dare una scossa ma riceve una stoppata nel cuore del pitturato dell'Astro. Ora lavora giustamente col cronometro, 4 minuti al termine. L'Astro, Pani qui prova ad andare dentro, lo ferma con un fallo evidente. Basciu affiora anche un po' di nervosismo, un po' di frustrazione nelle fila della Sulcis-Spes, che vorrebbe assolutamente vincere questa partita che le consentirebbe di candidarsi fin da subito come una delle formazioni di vertice di questo girone A del campionato di Serie D. Coach Masini vuole parlare con i suoi ragazzi e chiama time out. Prova a farsi sentire il pubblico ospite con l'Astro Cagliari, che però sta mettendo decisamente le mani su questa partita. 71-57, a 3 minuti e 54 secondi dal termine. Alberto Pani in lunetta, l'ex giocatore dell'Elmas, fa 1-2, ma ancora extra possesso, e questo è veramente un segnale poco confortante per la Sulcis-Spes, che ora si deve difendere. Qui Iba che cercava uno scarico all'indirizzo di Masserano, una fucilata impossibile da leggere per il compagno di squadra. Sulcis-Spes in avanti ora con Gerald Joshua Foxlane, scarico per Nanni Cavassa, poi fuori per Luka Markovic, la partenza di Markovic, mano sinistra, chiude però ogni varco l'Astro, che poi va addirittura a raddoppiare su Markovic. Buono lo scarico di Markovic per Righetti, che commette l'errore davvero ingenuo di portare giù il pallone, lui che è alto quasi 210 cm, e lì arrivano velocissime le mani di almeno due suoi avversari. Palla persa, la Freccia impietosamente segna la direzione dell'Astro Cagliari, Astro in attacco con Cordeddu e poi Masserano con calma, serve Pani che si palleggia sul piede, riesce comunque a mantenere il possesso l'Astro, ora con Cordeddu. Pani dal palleggio, ancora il playmaker dell'Astro, mano sinistra, palla che rimane lì e poi il tiro in reverse tentato da Pani, ancora extra possesso per la Sulcis-Spes, scade però il cronometro dei 24 secondi, c'è stato probabilmente un tocco anzi non è così secondo gli arbitri, pallone che viene assegnato alla Sulcis-Spes, che può tornare in attacco con Foxlane. 2 minuti e 52 per chiudere l'ultimo quarto. Markovic lontano da canestro prova a cercare una soluzione personale, finisce però solamente col perdere il pallone. Pilia, per fortuna della Sulcis-Spes, sbaglia in contropiede, e poi Cordeddu che va ad abbracciare Massidda per cercare di placcarlo in qualche modo. Fallo ovviamente commesso su Stefano Massidda, rimessa dal lato per la Sulcis-Spes. Ricordiamo il punteggio: 71 Astro, 57 Sulcis-Spes. 2 minuti e 40 per chiudere il match. Massidda fa vedere anche i gomiti con orgoglio. Ora la Sulcis-Spes cerca una reazione qui, Massidda, e poi Righetti che corregge a rimbalzo. Lamenta anche una spinta alle sue spalle da parte di Iba. Daniele Righetti, che con la sua fisicità ovviamente è spesso e volentieri bersaglio di contatti proibiti da parte degli avversari, si chiarisce subito qui, nulla di grave con Alberto Iba.
c'è da asciugare ovviamente il parquet in seguito alla caduta di Daniele Righetti. Canestro per la Sulcispes che riesce a smuovere il tabellino, 59 per i lagunari, 71 per i cagliaritani. 2 minuti e 28 prima della chiusura del match. Parquet che viene asciugato in questo istante, allora Pilia potrà tra qualche istante provvedere alla rimessa dal fondo, eseguita in questo istante per Pani, poi il pallone di ritorno per Pilia, ancora Pilia per Masserano e poi c'è spazio per Ibba che non pensa però neanche per un istante al tiro. Allora Masserano in mezzo alle gambe prova a sfidare dal palleggio Righetti, c'è poi Pilia per l'Astro, 3 secondi per il tiro dell'Astro con Ibba che non riesce ad andare a segno, chiamato un fallo lontano dalla palla, fallo commesso dal numero 10 probabilmente dell'Astro, si tratta di Pani, primo fallo della sua partita, rimessa dal fondo per la Sulcispes con Gerrel Joshua Foxlane che ha già servito Stefano Massidda, deve fare in fretta la Sulcispes e qui ancora un'infrazione sfortunata col pallone che esce praticamente fuori dal campo perché Cavassa nel tentativo di partire in palleggio col primo passo pesta la linea laterale, ancora un'ingenua palla persa e la Sulcispes che lentamente sta scivolando fuori da questa partita. Sulcispes che vanta peraltro una lunghissima imbattibilità, lo scorso campionato di promozione lo ha passato solamente vincendo. Tripla intanto per Masserano dopo lo step back, 74-59. Qui c'è una discussione davvero incredibile. Masserano che non ha visto convalidato in un primo momento il canestro perché c'è un buco sulla retina e allora non era semplice per i due arbitri riconoscere se il pallone fosse entrato o meno. Tripla che ancora non è andata, non è stata ancora segnalata sul tabellone. Ora devono discutere i due arbitri con i due ufficiali di campo. Ha alzato entrambe le mani con il segno dei 3 punti uno dei due arbitri. Canestro di Masserano che però non è stato per il momento ancora convalidato. Adesso sì, arriva 74-59 e allora più 15 per l'Astro che diventa realtà a 1 minuto e 45 secondi dal termine. Ripetiamo, c'è una piccola buca sulla retina, pallone che è schizzato subito fuori dando l'impressione magari di aver colpito solamente il ferro. Meno 15 sul Sulcispes. Ora Foxlane piazzato dall'angolo, errore, si lotta a rimbalzo, Pilia fa carambolare il pallone sulle gambe di Cavassa. Non è nemmeno fortunata la Sulcispes quest'oggi che è ormai a un passo dalla prima sconfitta in questo suo campionato. Dicevamo lunghissima imbattibilità per la Sulcispes che sta crollando. Lo scorso anno ha sempre vinto dalla prima giornata di campionato fino alla finale playoff condotta in maniera vincente contro i Miners di Carbonia. Qui continua a grandinare, canestro realizzato con grande padronanza tecnica da parte di Alberto Ibba. Ibba a segno 76 Astro Cagliari, 59 Sulcispes, 1 minuto e 16 al termine, partita che ormai non ha più niente da dire. È spareggio questo, come ha detto la vigilia coach Andrea Masini, per l'alta classifica. Allora l'Astro che va subito a candidarsi in vetta al campionato di Serie D. Qui Righetti dal post, iniziativa 1 contro 1 con Masserano, ci prova di potenza, riesce a guadagnare spazio e a trovare anche 2 tiri liberi che potrebbero permettere quantomeno alla Sulcispes di rendere meno a mano possibile questo passivo registrato oggi al Palasport di via Talete a Cagliari. Primo libero a segno per Daniele Righetti, 60-76, accorcia sul meno 16 la Sulcispes che diventa poi meno 15, 61-76.
1 minuto 5 secondi al termine, fa scorrere il cronometro giustamente l'Astro. Qui Ibba, la finta di passaggio e poi il pallone per Masserano, ancora Ibba, non fa fallo la Sulcispes, mai non avrebbe alcun senso. Qui Casula a 5 secondi per l'Astro, che però deve trovare un tiro rapidamente, ci prova Casula in corsa, finisce per terra, non c'è il canestro, non c'è nemmeno il fallo. Fox Lane è già dall'altra parte, si gioca ovviamente anche per il differenziale canestri in vista della partita di ritorno. Cavassa a segno con il tiro da 3 punti, 64 a 76, arriva un fischio arbitrale, fallo speso dalla difesa che consentirà, fallo speso in particolare da Fox Lane, che permetterà a Casula di andare in lunetta con 2 liberi a 33 secondi dal termine. Ricordiamo che dopo la partita andremo subito a caldo a sentire le parole di coach Andrea Masini, tecnico della Sulcispes. Rimanete dunque su directasport.it anche per il post partita. Primo libero sbagliato da Alessandro Casula, ora un'altra chance per lui, realizza Alessandro Casula, 64 a 77 passi, qui infrazione evidentissima anche di Luka Markovic, 29 secondi 7 decimi. La Sulcispes ormai fuori da questa partita, attende solamente di andare sotto la doccia per incassare quella che è la prima sconfitta dopo tantissimo tempo. Sulcispes matricola di questo campionato di Serie D, dunque può anche starci un impatto un pochino da rivedere nelle prime giornate di campionato. La partita contro il San Salvatore aveva portato sì 2 punti, ma non era stata troppo confortante dal punto di vista difensivo, soprattutto nel corso dei primi 2 quarti. E oggi dobbiamo dire che l'Astro è stata impietosa nel denunciare tutte le lacune difensive della Sulcispes. Partita ora che termina, non va a segno nemmeno l'ultima preghiera di Fox Lane. Finisce così dunque, più 13 Astro Cagliari, 77 a 64 sulla Sulcispes Sant'Antioco. Attendiamo intanto i protagonisti qui ai nostri microfoni, che arriveranno tra qualche istante, dunque rimanete collegati su directasport.it per le dichiarazioni a caldo. Sta arrivando a ridosso della nostra postazione coach Ghiani, tecnico dell'Astro Cagliari. Prima però c'è l'urlo con la squadra. Avremo a disposizione tra qualche istante anche coach Andrea Masini. Complimenti per la pallacanestro espressa dai tuoi ragazzi, immagino non sia semplice con i tempi di lavoro che permette una Serie D costruire un gioco di squadra così armonioso come quello che comunque avete mostrato quest'oggi contro un avversario forte che tra l'altro si candida al salto di categoria. Certo, è proprio così, è difficile comunque tutto in ogni caso. Mi è piaciuto molto il fatto che la squadra ha voluto vincere di squadra dopo che per qualche azione siamo andati un po' troppo in maniera individuale. In ogni caso è vero anche che nei primi 2 quarti siamo riusciti a fare degli ottimi tiri aperti che non sono andati a buon fine e quelli probabilmente già avrebbero potuto indirizzare la partita. Loro, gli avversari, ci credevano veramente, è stata una partita di quelle che fa piacere vedere a questo livello. Uno degli aspetti più interessanti dell'Astro è come riescono a convivere assieme tanti giocatori di talento, esperti, cito qualcuno, insomma Pani, Biggio, riesci comunque a farli giocare bene di squadra, questo immagino sia un motivo di orgoglio in più per te. Ma io penso di essere semplicemente fortunato ad avere tutti questi elementi, se per questo tra l'altro ho lasciato fuori dalle convocazioni uno come Tosadori che è notoriamente un bravissimo tiratore, è ovvio che dipende molto dalla loro maturità, quindi io cerco di dare loro delle idee di gioco e loro cercano di fare evidentemente il loro meglio per questo. Grazie mille a coach Ghiani, complimenti ancora per questa vittoria dell'Astro Cagliari che ha battuto, lo ricordiamo, la Sulcispes Sant'Antioco. Arriva in questo momento anche coach Andrea Masini,
coach che mi raggiunge in questo momento. Qui gli spazi sono un po' angusti, proviamo comunque a regolarci. Coach, è arrivata una sconfitta, avevi detto alla vigilia, voglio vedere qualcosa in più dal punto di vista difensivo, probabilmente è proprio quella la chiave di questa sconfitta, non è arrivato quel qualcosa in più che chiedevi. Esatto, però la difesa si costruisce giorno dopo giorno con gli allenamenti. Già ho detto che ci sono vari problemi per assemblare un po' tutti quanti, a volte ci sono delle assenze, però l'esperienza mi insegna che dove non si arriva con il lavoro dovremmo arrivarci con il cuore, con la voglia. Dovrei usare un altro termine, ma siamo in diretta, non è il caso. È arrivato il messaggio. Questa sconfitta ci può fare solo bene, nel senso che forse l'ambiente è un po' troppo esuberante, un po' troppo sicuro di sé dopo la grande cavalcata che è stata fatta l'anno scorso. Questo, ripeto, è un altro campionato dove tutti giocano per batterci, come è giusto che sia, e se siamo i più forti lo dobbiamo dimostrare sul campo. Oggi non l'abbiamo dimostrato, se non a tratti. Hai detto in precedenza, questa sconfitta può comunque essere uno stimolo per il prosieguo della stagione, se vogliamo vedere il lato positivo ovviamente di questa partita. Beh, siamo solo alla seconda giornata di campionato, una squadra completamente nuova, la nostra, nuovi metodi, tutto quello, però ripeto, secondo me quando abbiamo giocato in un certo modo siamo stati anche abbastanza pericolosi, noi giochiamo ancora molto a tratti e questo sicuramente è quello che dicevo prima, la mancanza di un certo tipo di continuità che sicuramente troveremo, però ripeto, in certi casi dove non arrivi deve arrivarci con un altro spirito, però vorrei anche sottolineare che davanti avevamo un'ottima squadra, perché poi dopo non è che i meriti nostri o i demeriti, dobbiamo andare a vedere anche i meriti dell'altra squadra e oggi la squadra avversaria è stata superiore, quindi tanto di cappello. Grazie mille a coach Andrea Masini, quest'oggi non è andata bene, prima sconfitta dopo tanto tempo, immagino si sia fatta sentire ovviamente tra di voi. Ti chiedo cosa è mancato. Coach Masini mi diceva è mancata un po' di difesa, ma in certi momenti della partita è anche mancata un po' di aggressività agonistica. Sei d'accordo con questa valutazione? Sì, intanto buonasera, sono d'accordo con Masini per quanto riguarda la difesa, ma abbiamo avuto anche a mio parere difficoltà nella fluidità del gioco in attacco, specialmente contro la zona 3-2. Ci siamo un po' demoralizzati, abbiamo perso un po' di autostima, di fiducia e loro sono stati davvero bravi. E abbiamo concesso molto al tiro, hanno avuto tante chance al tiro e hanno segnato a casa loro e non lo dobbiamo concedere. Su questo bisogna migliorare con passo dopo passo, giorno dopo giorno. La sensazione è che ci voglia ancora un po' di tempo per amalgamare, penso anche ai due ragazzi stranieri che dimostrano delle buone doti, però ancora devono trovare il giusto ritmo nella squadra. Anche sì, ci sta. Insomma, il gruppo si vede anche in queste situazioni, si perde, si vince. L'anno scorso ci è andata la fortuna, siamo stati bravi, però ormai ci dobbiamo mettere una pietra sopra, questo è un altro tipo di campionato e squadre di questo livello, no, che ci metteranno in difficoltà ne troveremo molto spesso, per cui bisogna sudarsela, non è scontato. Grazie mille anche a Stefano Massida, ospite ai nostri microfoni, lo ringraziamo per il suo contributo. Allora adesso sì, possiamo andare a chiudere questa diretta dal Palasport di via Talete a Cagliari. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito da casa e vi do appuntamento a tutti i prossimi eventi di basket e non targati directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport